Allora, buongiorno o buonasera, di nuovo Paolo Puppa, cioè sottoscritto, il qui presente, e il secondo appuntamento con le lettere impossibili, è sempre il medesimo meccanismo. Io parto da libri, da monografie. Nel primo caso era un libro su Ibsen, da cui avevo estratto alcuni materiali e trasformandoli in una lettera immaginaria. E qui lo stesso, parto dai miei studi annosi su Svevo e in questo caso Pirandello, perché la corrispondenza avviene tra i nostri due massimi scrittori del Novecento, prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè Pirandello agrigentino e Svevo triestino, e intorno allo stesso meccanismo della sfasatura. Cioè in questo caso immagino che nel 26 Svevo scriva una lettera appassionata a Pirandello, non una lettera ambigua, amorosa come quella precedente tra Ibsen e la pianista, ma una lettera in cui investe un grande sentimento di pienezza amicale, in quanto Svevo supplica Pirandello di aiutarlo nella sua carriera di scrittore. Ricordiamoci che Svevo era un uomo nella vita privata fortunatissimo, aveva sposato una signora ricchissima di una famiglia di industriali di vernici, famiglia veneziani, e quindi già il cognome implica un'origine ebraica della famiglia, mentre Svevo era rimasto ebreo. Il suo nome era Ettore Schmitz, salvo poi in qualche modo cristianizzarsi per il matrimonio secondo che fa in chiesa. Il primo lo fa laico, diciamo civile, e soprattutto battezzando l'unica figlia, Letizia Fondasavio. Nelle mie ricerche ero andato a Trieste e ho parlato con la figlia di Svevo, ho un ricordo intensissimo di quella giornata, e lei mi ha raccontato questo episodio che mi ha sconvolto e l'ho messo in questa lettera. Nella realtà storica, in effetti in casa Svevo, dove entravano le grandi compagnie teatrali e le compagnie musicali ospiti a Trieste, facevano delle grandi feste. E c'è proprio un contatto reale tra la compagnia del teatro d'arte, quella di Pirandello e Marta Abba. Nel 26 arrivano a Trieste e Svevo si precipita a invitarli. E c'è questo episodio. Questa volta la risposta sfasata avviene, voi vedrete quanto è stato crudele Pirandello verso Svevo, in quanto non risponde lui, non si degna di rispondere a questo anonimo industriale, perché Svevo, sapete, era stato dal suocero Gioacchino Veneziani assunto come responsabile della catena di aziende, tra cui una era anche a Murano. Ma fa rispondere a un suo attore veneto, quindi sentirete il cambio di accento, Camillo Pilotto, un attore importantissimo negli anni 20 e 30, ha avuto anche una carriera fortunata nel cinema di quegli anni, ed è una risposta, come vedrete, agghiacciante. I due scrittori della stessa generazione, Svevo è del 61, 1800, e Pirandello del 67, hanno due cose in comune. Intanto i loro due più importanti romanzi, quello di Pirandello che gli dà la fama del 1904, il Fumati a Pascal, quello di Svevo, La coscienza di Zeno del 23, hanno in comune che quasi la scena climatica, quella principale, si svolge teatralmente con una sequenza di seduta spiritica, che entrambi trattano in modo umoristico. Pirandello molto più credendoci, naturalmente. La sua biblioteca era piena di libri di teosofia, mentre Svevo,
con quel suo positivismo ironico, certamente, e laicamente ebraico, ci scherzava molto sullo spiritismo, salvo poi farne una bellissima commedia, un atto unico, terzetto spezzato. E l'altra cosa che univa era che avevano i medesimi traduttori francesi, Benjamin Crémier e Valéry Larbaud, che avevano tradotto, tra l'altro, i 6 personaggi che farà vincere il Nobel a Pirandello nel 1934, erano quelli che avevano tradotto e avviato in Francia la scoperta tardiva di Svevo, grazie alle traduzioni appunto francesi. E il dramma di Svevo è che era un uomo sconosciuto a tutti come scrittore. E la fama arriva tardi, quando nel 25, del 67, aveva già un'età avanzatissima e muore 3 anni dopo, nel 28. Allora, questo è lo scambio molto sfasato tra questi due autori che hanno anche molti temi comuni e tra l'altro si ricollegano entrambi al comune modello ibseniano, perché Ibsen, Trieste, sdata per Ibsen, Eleonora Duse. La Duse porta in giro in Europa Casa di Bambola. E la Duse in qualche modo entra nell'opera di Svevo, perché Svevo quando veniva a Venezia è stato qui a dirigere l'Emporio a Murano, alla Sacca Serenella, e andava sempre al Goldoni e ha certamente visto delle interpretazioni ibseniane della Duse. E la Duse in qualche modo era oggetto desiderato da Pirandello, che scrive per la Duse, una sorta di testo come La vita che ti diedi nel 22, che la Duse rifiuta. E quando la Duse torna in scena dopo la parentesi di sosta nel 21, torna con La donna del mare, che è questo testo intensissimo di Ibsen, dove lei, vecchia, coi capelli bianchi, non esita a fare la giovane protagonista. Ecco dunque a voi la lettera di Svevo a Pirandello e la risposta di Pirandello in diretta allo stesso Svevo. Buon turbamento. Lettera di Svevo a Pirandello, datata Trieste, 5 dicembre 1926. Caro maestro, mi rivolgo a lei con questa parola impegnativa, non certo per lei abituato ovviamente a ricevere simili epiteti, ma insolito per me, perché in questo modo io mi riconosco e mi dichiaro affiliato alla sua consorteria, quella degli scrittori italiani. Sì, io, anonimo, direttore di filiale, oggi anziano socio compartecipe nell'amministrazione della ditta Veneziani, azienda specializzata nella produzione e vendita di vernici per barche contro la formazione di alghe, ho combattuto tutta una vita, o meglio gli anni migliori della mia maturità di uomo, per impedire a questo muschio melmoso verdastro di attecchire sul legno delle imbarcazioni. Ho seguito nelle fornaci i processi che portavano alla miscela misteriosa del preparato che gli austriacanti volevano strapparci a tutti i costi durante la gloriosa guerra. Un prodotto che rendeva le barche e anche le navi più veloci. L'agiatezza che lei, maestro, ha notato e non ha mancato di sottolineare dipende dalla chimica e dalla lotta che abbiamo sostenuto sotto l'acqua contro la
vegetazione parassitaria, lotta sostenuta in fornaci appestanti che mi hanno infettato l'anima di trementina, acquaragia e altri tremendi fettori. Anche lei, mi hanno detto, un tempo viveva di rendita grazie a ciò che risiede sotto, non l'acqua nel suo caso, ma la terra, ovvero miniere di zolfo. Insomma, mi permetta di ribadirlo con questa goffa lettera di ammirazione e di ringraziamento per averci onorato con la sua presenza a casa nostra. Io pure mi considero uno scrittore, anche se non baciato dalla grazia del successo e dalla luce della notorietà come lei. È stata una grande emozione condurla nella macchina di famiglia a visitare le grotte di Postumia, nostra gloriosa e modesta meta turistica, assieme alla sua giovane protetta, la valida interprete di tante sue commedie e in particolare della figlia, nei 6 personaggi in cerca d'autore che tutti abbiamo tanto apprezzato in scena l'altra sera al Verdi di Trieste, intendo Marta Abba. Spero che lei, maestro, non si sia adirato con me quando durante una svolta nella salita della vettura, con tutti quei tornanti che sembravano non finire mai, prima che la signorina cominciasse a manifestare disagi e fastidi allo stomaco per poi rigettare, mi spiace ricordare un episodio penoso per tutti, la colpa forse va fatta risalire al vino istriano, un po' aspro, che la sua Marta aveva gustato in modo eccessivo durante il piacevolissimo pranzo. Dico, mia figlia Letizia, una ragazza che non perde occasione per ciacolare, ma sempre con innocenza e bonarietà, mi ha chiesto, sussurrando, non tanto però che lei non sentisse, l'età della bella mula. Letizia, del resto, credo abbia gli stessi anni di Marta, più o meno, mentre lei, maestro, mi sono informato, all'anagrafe risulta averne solo 6, meno di me, eppure lei potrebbe essermi figlio per l'energia, la grinta che sfodera accanto alla personcina da lei tanto apprezzata e protetta. E questa Marta, attrice e personaggio insieme, merita, parlo con schiettezza, tutto il suo interesse, ma non scrivo per un dettaglio inutile, per lei dato il trasporto visibile che investe a favore della sua attrice prediletta, no. Le scrivo solo, maestro, per una precisazione che mi preme dentro l'animo, e se non lo faccio mi sembra di scoppiare. Io metto il mio cuore nelle sue mani. Quando lei, nel rientro a casa, quando siamo arrivati con l'automobile davanti al cancello della villa, io ero confuso, ricorda, imbarazzato dal silenzio cupo e minaccioso che si era fatto largo tra di noi, scendendo sia per il malessere di Marta, sia per la domanda infelice di Letizia, mentre la signorina continuava nel suo stato doloroso di nausea e di vomito continuo. Non si preoccupi per l'arredo della vettura, ho provveduto a cambiarlo e lei non mi deve niente, per carità, nessun rimborso. Ho accennato, come lei non può non ricordare, alla festa che avevo organizzato per la serata. Sì, ho provato a coinvolgerla in questa
festa sontuosa che iniziava verso le 21. Lei avrebbe potuto fermarsi nell'appartamento per gli ospiti. Abbiamo stanze anche troppe là dentro, come ha ben visto col suo sguardo ironico durante la visita preliminare, e lei avrebbe potuto riposarsi e far riposare anche la sua Marta. Era assicurata. La crema e la giovane intelligenza triestina, con ospiti importanti, smaniosi di avvicinarla. C'erano Umbertino Saba, Bobo Bazlen, Eugenio Montale, Leo Ferrero, Giuseppe Prezzolini, Giacomo De Benedetti, tra tanti altri, tutti giovani, con cui io mi trovo bene, respiro agevolmente, senza schiacciarli, col mio carisma, perché questi quasi ragazzi mi circondano di attenzioni gentili, infinite, a medicare antiche ferite per la precedente mostruosa assenza di rumore attorno alla mia figura. E lei, bruscamente, sì, lo confesso, bruscamente, troppo bruscamente, ha alzato le spalle, si è messo a parlare in stretto siciliano con la signorina, che poi mi risulta essere lombarda, e non mi è chiaro come potevate intendervi con quegli accenti così duri della sua isola. Quando siamo scesi, io ho capito che la mia vettura, dall'odore ormai nauseabondo, per quanto la signorina aveva gentilmente rigettato, avrebbe dovuto condurvi in albergo, perché intendavate ripartire verso sera, quasi a disfarvi di noi con urgenza, e di me in particolare. Io ho osato chiederle se poi avesse mai letto o dato un'occhiata alla mia coscienza di Zeno, di cui si vocifera nei circoli non solo locali, James Joyce, su cui terrò presto a Milano una conferenza. Lo considera il testo più importante uscito da una penna italiana nel dopoguerra. Lei allora si è girato di scatto, con occhi divenuti all'improvviso piccoli, piccoli e un po' crudeli, il volto affocato dalla tensione, dalla rabbia, incomprensibile perché ero sempre rimasto zitto circa il mio lavoro sotterraneo e parlato solo del suo. E mi ha domandato a muso duro: perché? Anche lei scrive adesso? Come può avermi liquidato così? Come fa a non sapere che scrivo da sempre? Se utilizziamo gli stessi traduttori, avrà pure ascoltato a casa mia i giornalisti dell'Indipendente e delle altre gazzette accennare alle mie fatiche letterarie per strapparle magari con malizia qualche parere sul caso dello scrittore misterioso scoperto all'estero. Non le saranno sfuggite nel mio salotto le foto con dedica dei comuni, ripeto, comuni traduttori francesi. Vuole forse relegarmi al ruolo di mecenate, di simpatico, a volte balbuziente ospite, abituato a ricevere nella sua villa gli artisti di prosa, di musica. Ho l'impressione che lei un po' mi invidi nella vita privata l'agio alto borghese di una casa garantita, piena di benessere e di socialità, passata indenne da una cultura all'altra, dalla tedesca all'italiana, restando intatta nei suoi valori, nella sua economia, una moglie ancora bella, una figlia adorante, un bravissimo genero come il dolce Antonio, 3 nipotini meravigliosi che saranno da grandi la gioia dei loro genitori, un'atmosfera musicale
non solo per la costante circolazione di struggenti spartiti nei nostri salotti, ravvivata da buon cibo e buon vino, purché non scolato con tanta inesperienza come ha fatto la sua Marta. Non di meno, maestro, non si fermi all'apparenza. Io vado per i 70 anni e sono stanco, come Abramo, al termine della propria esistenza. Una sua parola benevola in Italia potrebbe spalancarmi tante porte del chiuso mondo letterario nostrano che mi impedisce l'accesso ai suoi circoli e alle sue enclave all'estero. Lei lo saprà. Si meravigliano per tanta sordità dei miei compatrioti. Io lo so, maestro, che quando non ci sarò più, tra qualche anno, prima o dopo, diverrò qualcuno, anch'io. Magari nelle scuole si studieranno le mie opere ignorate qua, opere che hanno riempito per anni i magazzini della fabbrica triestina con le tante copie invendute e stampate a spese mie. Ma lo sa lei che durante l'esilio a Murano, mentre ero sequestrato nella filiale in mezzo ai mussatti della laguna veneziana, mia suocera imprenditrice mi faceva spiare dagli operai perché non lasciassi la fornace o i libri della contabilità e non mi mettessi di nascosto a scrivere. A questo sono arrivato, affogato nella stearina, nella biacca e nel corundo, mentre trionfava a Venezia d'Annunzio e tutti parlavano di lui, anche più di lei, o di Lucio d'Ambra o di Forzano. E io scrivevo copioni teatrali senza alcuna prospettiva, ignorato da tutti, perché ho molte commedie, anch'io, nel cassetto, senza grandi o presunte grandi attrici a me devote, senza impresari, produttori a mia disposizione. E pourtant sono sicuro, se ci sarà ancora vita tra qualche decennio nel nostro pianeta infelice, io verrò risarcito, maestro. La partita delle entrate e delle uscite verrà ritoccata a mio favore. C'è un Dio, sì, c'è qualche Dio nei posteri, magari un tribunale che attende i sopravvalutati e i trascurati, rimescolando le carte. Una sua parola comunque, e l'opera mia sarà salva fin da ora, con me presente e respirante. Sono anch'io in fondo un personaggio in cerca di pubblico. Se solo lei volesse, le feste che organizzo alla fine dei concerti e delle recite sono dei tentativi patetici per farmi conoscere come scrittore, sempre in punta di piedi, mentre servo io stesso i liquori e le tartine con l'insalata russa della nostra cuoca slovena. Ma con lei, il più grande e il più celebre, oso gettare la maschera e divento maleducato nella mia insistenza. Non deve invidiarmi, però, nel privato non è oro quello che riluce. So, così qua si mormora, le sue disgrazie, la moglie in casa di cura, per non usare un termine più tragico, una figlia lontana che l'ha quasi abbandonato, un figlio con cui non sempre riesce ad intrattenere un rapporto sereno e una tremenda solitudine dentro di sé, al di là della marea di persone che l'avvicinano giorno dopo giorno. Non mi invidi, maestro, e mi aiuti piuttosto a leggerla, a seguirla in scena. Io ho inteso nodi e segreti della sua sensibilità intima che forse sfuggono agli altri.
Io vengo da una razza antica, da una religione diversa, anche se trascuro ogni forma di culto, sono in grado pertanto di cogliere indizi dovunque mi si presentano, e delle 14 commedie presentate al Verdi, di cui ben 12 sono sue, anche questo le è stato rimproverato, i 6 personaggi offrivano uno spaccato della sua storia privata, con la giovinetta che potrebbe esserle figlia e non le riporta i commenti in sala da parte dei suoi nemici. Lei è stanco di fare questa vita, lei è sazio di girare il mondo con questa bella donna, o meglio con questa molto interessante, un tantino viziata signorina, troppo più giovane per lei, e la famiglia a Roma lontana e gelosa, e invidie e pettegolezzi alle sue spalle e contrasti dovunque. Lei è stanco, maestro, sfinito, è molto solo. Il successo è un'ombra che di sera nella nostra camera non riscalda il letto e il focolare. Il successo aiuta la prima colazione mentre lei sfoglia le gazzette finalmente osannanti, ma il buio raddoppia le nostre paure. Noi dovremmo incrociarci, io e lei, sì, cedere ciascuno all'altro un po' della propria ricchezza, a coprire i vuoti che ci addolorano. Provi a leggere questa mia lettera, a finirla, a non cestinarla. Per favore non alzi le spalle come in vettura mentre scivolavamo giù da Postumia. Ora non ci sarà la signorina, siamo soli io e lei. Mi può leggere con calma e intendere la mia parola. È un'offerta di amicizia questa, non solo una richiesta d'aiuto. Quando vuole, la mia casa è sua, ci venga magari senza la signorina Marta, e della devozione di costei non sarei poi così sicuro. Indirizzo questa missiva nell'albergo veneziano da lei indicatomi, perché la città Venezia, che conosco tanto bene, sarà la sede di un'altra lunga permanenza della compagnia. Mi creda, con devozione, suo Ettore. Questa è la risposta, datata 23 dicembre, Grand Hotel di Rimini, di Camillo Pilotto, attore caratterista della compagnia del Teatro d'Arte. Egregio signor Schmitz, il maestro Pirandello, leggermente indisposto per i postumi di un fastidioso raffreddore, mi incarica di ringraziarla per il gradito pranzo offerto dalla gentile Livia, sua moglie, nell'ultimo giorno del soggiorno triestino. La signorina Abba si scusa tanto per aver sporcato la sua vettura, ma i tornanti delle colline sopra la bella città sono parsi davvero duri da reggere, specie dopo un ricco e generoso pasto. Infine, sempre il maestro mi sollecita a rivolgerle i suoi migliori auguri per la sua attività di bravo e sagace industriale di vernici, Camillo Pilotto della compagnia del Teatro d'Arte. Poscritto: grazie per aver invitato anche me e la signora Chelini al detto pranzo, ma io sono un uomo di montagna, vengo da Feltre
E concordamente con la collega abbiamo preferito che il maestro e la prima attrice fossero lasciati tranquilli durante un momento di autentico ristoro e di distrazione dalle pene di lavoro per un pranzo, immagino, molto gradevole. Ancora tanti auguri da parte mia per le sue vernici e grazie.